Buonasera, buonasera. La stagione di Sentieri in Natura prosegue il suo viaggio sulle montagne friulane, alzandosi progressivamente di quota, come ormai il periodo richiede, e anche visto il caldo sensibile di questi ultimi giorni. La vetta che andremo a conoscere oggi infatti sfiora i 2000 metri di quota, anche se si tratta comunque di una meta piuttosto semplice da raggiungere. Questa relativa semplicità ci darà modo anche di parlare di un argomento particolare dei ragazzi, dei più giovani e del modo in cui è possibile avvicinarli alla montagna. Le immagini che avete visto in anteprima sono relative alla Carnia, la montagna di cui stiamo parlando è il Monte Arvenis. Ecco, ma non solo della salita del Monte Arvenis si parlerà, come infatti diceva Ivo, parleremo anche del rapporto tra i giovani e la montagna e dell'avvicinare i ragazzi all'ambiente montano con tutte le sue tipologie. L'associazione principale che si occupa di questo aspetto della cultura della montagna, quindi tra divertimento, conoscenza e sicurezza, è il CAI. Abbiamo qui con noi ospite in studio il responsabile dell'alpinismo giovanile del CAI di Ravascletto, il signor Giancarlo Pittino, che andiamo subito a salutare. Buonasera, ben arrivato. Buonasera a tutti. E, prima di dare la parola a Giancarlo, andiamo subito a vedere un piccolo inquadramento della zona del Monte Arvenis. Il Monte Arvenis fa parte di un gruppo montuoso delle Alpi Carniche, è compreso tra la Valle del Degano, la Valle del But e la Valle trasversale del paese di Ravascletto. È più noto anche perché di questa dorsale appartiene la cima del Monte Zoncolan, no? Famoso polo sciistico, noto anche per la ripidissima salita che impegna i ciclisti. Altre montagne meno alte, oltre all'Arvenis, abbiamo il Monte Dauda, il Monte Tribil, fino ad arrivare a sud all'altopiano di Lauco con le sue cimete che insistono sulla piana del Tagliamento. Una zona anche ricca di casere, molte di queste ancora ammonticate, una zona quindi che anche per questo aspetto è solcata da piste, mulattiere e sentieri che percorrono tutti i versanti ed è percorribile anche in varie stagioni dell'anno, anche in stagioni avanzate. Allora andiamo subito a sentire il nostro ospite. Abbiamo detto CAI di Ravascletto. San Pietro, mi pare che il CAI di Ravascletto sia una delle sezioni numericamente più consistenti della montagna, vero? Beh sì, diciamo che è una sezione che al giorno d'oggi conta 650 soci, che sono prevalentemente provenienti da tutta l'area del Friuli Venezia Giulia, insomma tutta la regione, ecco. Poi coinvolge, essendo anche una sezione che ha nel suo areale, nel suo spazio, tanti comuni, ci sono tanti soci che vengono appunto da tanti comuni della Carnia, soprattutto Val d'Incaroio, Alta Val del But e Val Degano. Ecco. Qui vediamo immagini della vostra homepage, del sito a cui potete rivolgervi per avere informazioni sul CAI di Ravascletto. Quali sono le zone montuose di vostra competenza, Giancarlo, principali, quelle su cui intervenite soprattutto? Beh, diciamo che tutta la zona della Carnia centrale, partendo dallo Zermula, come limite, Creta di Aip, fino al Crostis e anche comunque le Pesarine, sì. È un'area molto vasta. È un'area molto vasta, quindi un numero di sentieri da mantenere, da gestire. Sì, la sezione si occupa di circa 430 km di sentieristica, ecco. Ed è una delle sue attività principali comunque, no? La manutenzione dei sentieri, sì. Diciamo che impegna tantissimo, infatti ci sono più di un responsabile che si occupa appunto di zone diverse, per esempio c'è un responsabile da Paolaro e ce n'è uno che poi si occupa della parte della Val del But e della parte della Val Degano, insomma, di nostra competenza. Ecco, tu sei responsabile dell'alpinismo giovanile, quindi ecco, io sì. Soprattutto accompagni i ragazzi, hai un rapporto particolare. Ecco. Sì, mi sono dedicato piuttosto a questo, ecco, già da una ventina d'anni, insomma, ho trovato in questa attività la mia passione, la mia vocazione, insomma. Ed è per me
non la chiamerei una missione, ma insomma ci siamo quasi. Credo che sia molto importante, insomma, poter dare ai ragazzi l'opportunità di avere un rapporto con la natura e soprattutto con l'ambiente montano, nel rispetto della natura, ma anche con il metodo della sicurezza, di andare per i monti con un po' di senno, insomma. Ecco, le immagini che stiamo vedendo sono proprio relative al Monte Arvenis, poi vi racconteremo tutto della salita a questa montagna. Immagino che con i ragazzi, insomma, è una meta che utilizzate spesso. Sì, abbiamo fatto proprio una cosa particolare. Siamo saliti sullo Zoncolan e poi abbiamo attraversato praticamente il Tamai, l'Arvenis, e poi siamo scesi giù fino a Cludinico per andare a visitare la miniera di carbone, le Silex miniere, insomma. Una cosa molto interessante che poi ha avuto un successo, insomma. Immagino, perché insomma gli ambienti che avete passato praticamente quasi tutti gli ambienti alpini, e poi per arrivare poi alla miniera di Cludinico, magari di cui una sera ci occuperemo anche. Ecco, rimaniamo nell'ambito adesso dell'alpinismo giovanile. Il CAI di Ravaschetto ci ha inviato alcune immagini della loro attività con i ragazzi. Allora, mentre possiamo iniziare a vedere queste foto che ci avete inviato, ecco qui. Se vuoi spiegarci un po' come nasce un po' questa è la foto che riguarda un corso per accompagnatori del alpinismo giovanile, cioè è un corso, è la presentazione di un corso, della formazione, al quale tutti quelli che diciamo vogliono fare un percorso di apprendimento, di tecniche e anche teorico, no? E poi anche pratico. Vediamo qua, siamo in una palestra a Gemona dove impariamo proprio le tecniche varie, insomma, di sicurezza, come mettere giù una corda fissa in caso di situazioni un po' delicate. Ecco, la nostra sezione si occupa di un'attività a tutto tondo, cioè partiamo già, diciamo, in inverno facendo le uscite con le ciaspole oppure con gli sci da sci alpinismo, insomma. E poi durante l'estate facciamo delle escursioni, insomma, in vari ambiti, in vari posti, scegliendo comunque di allargarci mano a mano gli orizzonti. Ecco, ci sono state sicuramente delle possibilità meravigliose, insomma, come quest'alba che abbiamo potuto godere con tutti i ragazzi durante un pernottamento su al laghetto della Vostanis. Poi qua, dopo un po' di ore, siamo andati in cima, si stava dissolvendo il mare di nubi. È stato qualcosa di magico, insomma. Ecco, quanti sono i ragazzi che seguite in questo momento? Ho visto anche che, tra l'altro, avete dei percorsi piuttosto impegnativi, insomma, li portate anche su vie attrezzate. Sì, facciamo, esatto, vie attrezzate e anche ferrate. L'anno scorso, per esempio, abbiamo fatto la ferrata del Zermula, quest'anno è previsto la Sartor e poi per i più piccoli la parte normale che sale su alla Mariana. Cioè, diciamo che la proposta è molto varia, è tutto campo, insomma. Anche l'avvicinamento all'arrampicata li facciamo un po' giocare, non è che proprio si arrampica, certo. Anche perché preferisco magari avvalermi di guide alpine piuttosto che essere io l'artefice principale. L'artefice, vedo che c'è attenzione anche alla natura, sì, come è giusto qui abbiamo avuto sia. Una fortuna perché abbiamo fatto una salita, cioè abbiamo fatto un'uscita insieme con un gruppo dell'Alpago, siamo andati su in Val di Suola e sul passo proprio lì sotto c'era un branco di stambecchi, è stato emozionante perché siamo potuti avvicinare fino a 5 metri di distanza, insomma. Certo. Ecco, questi sono appunto i giochi di arrampicata. È interessante perché il bambino che arrampica, che è tenuto assicurato da un accompagnatore, però arrampica bendato e il ragazzo che è accanto lo guida, gli dà delle informazioni ed è proprio immedesimarsi anche nell'altro, no? Un po' ci si avvicina. Ponti tibetani. Esatto, queste qua sono 2 giorni che facciamo in Poschiadea e servono appunto a prendere mistichezza con moschettoni, caschi, set ferrata. Ecco, vedo che li coinvolgete anche nell'attività di manutenzione. Esatto, li portiamo a fare anche la manutenzione dei sentieri, sì, è una cosa che riteniamo sia
stia nel bagaglio di chi fa parte anche perché poi sì, quando si va a camminare si capiscono tante cose, quando si mettono le mani anche poi nel, e poi nel la concreto. parte, e poi la parte speleologica. Sì, la parte finale proprio in autunno facciamo delle uscite insomma in grotta e abbiamo perlustrato insomma grotte in diverse parti della regione. Ecco. Bene, per la prima parte ci fermiamo qui, ritorniamo tra qualche istante dopo la pubblicità con la salita al Monte Arvenis. Allora, dopo questa bella carrellata di immagini con i ragazzi del CAI di Ravascleto, andiamo a vedere la salita concreta sul Monte Arvenis. Iniziamo come sempre dalla nostra mappa d'insieme per farci un'idea di quello che è il percorso, l'itinerario. Ci sono moltissimi sentieri che salgono sul Monte Arvenis, si può salire dal fondovalle, ci si può alzare di quota. Noi abbiamo scelto per questa escursione il versante di Ovaro, quindi siamo saliti con la strada asfaltata fino alla Malga Arvenutis, che è il punto di partenza del nostro anello. Da qui ci si avvicina, ci si accosta alle pendici del Monte Arvenis, raggiungendo la Malga che porta lo stesso nome. Da qui successivamente si imbocca una bella mulattiera militare che taglia quelle due lingue ghiaiose che vedete sulle pendici del monte, arriva alla forcella che separa il Monte Arvenis dal Monte Tamai e a questo punto inizia a rimontare sulla cresta, prima da una parte, poi dall'altra, fino ad arrivare alla cima del Monte Arvenis con una serie di serpentine, di svolte. La discesa avviene sul versante opposto con un bellissimo sentiero che segue le ondulazioni proprio che si trovano a sud della montagna. Si arriva così alla Malga di Claupa, dove si chiude l'anello. Dislivello di 450 metri, poco più di 7 chilometri, per circa 3 ore e mezza di tempo complessivo. Come vi dico sempre, i tempi che vi diamo sono tempi che non tengono conto delle pause, delle soste, quindi sono tempi secchi. Ovviamente possono variare se uno si sofferma in vetta o se ama fermarsi particolarmente per scattare delle foto o per riprendere delle sequenze. Bene, andiamo adesso a vedere il documentario che abbiamo girato pochi giorni fa sulla vetta del Monte Arvenis e può partire senz'altro il filmato. Il Monte Arvenis è la meta di una delle più classiche escursioni della montagna carnica. Grazie al fitto reticolo di strade e di piste che percorre le sue pendici, sono molti gli itinerari che consentono di arrivare in vetta. Per questa puntata abbiamo scelto di salire dal versante di Ovaro e ci troviamo qui a Malga Arvenutis a 1516 metri di quota, da dove ha inizio la nostra escursione. Si tratta di un percorso circolare che ci porterà ad attraversare tutta la cresta sommitale del monte. Ed eccoci arrivati alla Malga Arvenis Alta, dove la pista si conclude. Ci troviamo proprio ai piedi del Monte Arvenis, dove il lariceto lascia lo spazio al pascolo e poi alla boscaglia di mughi che circonda la cima.
Il nostro percorso prosegue ora con un buon sentiero che ricalca il tracciato di una vecchia mulattiera militare. Con qualche svolta, attraversando anche le lingue di ghiaia che segnano il versante, arriveremo alla forcella che separa il Monte Arvenis dal Monte Tamai. L'anemone alpino è uno degli ornamenti più diffusi dei pascoli e degli arbusteti di alta quota. Fiorisce tra maggio e giugno, al di sopra dei 1500 metri, con le sue inconfondibili corolle bianche che ondeggiano al vento. La sella tra il Tamai e l'Arvenis è un vero e proprio crocevia, poiché qui convergono tutti i percorsi che provengono dalle altre direzioni. Da qui inizia la parte più interessante della salita, in quanto il sentiero percorre sui due versanti la cresta fino in vetta. La cima del Monte Arvenis è piccola e circondata da versanti scoscesi, a eccezione del pendio prativo dal quale siamo arrivati. La brevità della salita e la relativa semplicità non ci devono però far dimenticare l'attenzione che la montagna costantemente richiede. La posizione isolata, a metà strada tra le valli del But e del Degano, rende l'Arvenis un punto particolarmente favorevole per osservare questo settore della Carnia. Dalla sua vetta la vista spazia a 360 gradi e davvero non si contano le montagne a cui si può dare un nome. Come avete visto dalle immagini, siamo scesi sul versante meridionale del Monte Arvenis per poi seguire la comoda mulattiera che cala dolcemente verso la malga di Klaupa dove ci troviamo ora. Il nostro anello si conclude sulla pista di servizio che in breve ci riporterà al punto di partenza. Queste erano le immagini della salita al Monte Arvenis dal versante di Ovaro. Ora torniamo a parlare con Giancarlo Pittino, responsabile dell'alpinismo giovanile del Caire de Vascleto, che abbiamo qua in studio, perché ci facciamo raccontare alcune delle programmazioni estive per i ragazzi. Abbiamo saputo che avete localizzato due traversate, no? La prima è dal passo di Monte Croce Comelico fino al passo di Monte Croce Carnico, Giancarlo. Sì, esatto. Quest'anno abbiamo proposto ai ragazzi insomma, un trekking dedicato a quelli più grandicelli
che va da Montecroce Comelico a Montecroce Carnico in 4 giorni, e per i più piccoli invece partendo da Montecroce Carnico fino a Passo Promollo. Poi per il secondo trekking non garantisco, insomma penso che ci saranno dei cambiamenti. Ecco. Quindi si tratta anche di un viaggio, insomma, in cui i ragazzi pernottano anche fuori con gli accompagnatori? Sì, sono esperienze che per certi sono anche le prime esperienze fuori casa. No? Poi si danno modo, no, di conoscere così la vita in rifugio, sì, poi si crea un rapporto, l'alba. No? Ma soprattutto si crea anche un rapporto molto bello tra accompagnatori, ragazzi, poi sì. La cosa interessante è appunto che poi dopo un po' smettono di parlare di videogiochi, cominciano a guardarsi in giro, insomma sì, cambia completamente il loro approccio, anche il loro sentire nell'ambiente dove si trovano. Si rendono un po' più conto, ecco, insomma. Beh, sì, ovviamente all'inizio magari no, c'è ancora la tendenza a parlare delle cose insomma, della quotidianità. Poi dopo, insomma, quando si vedono queste cose... Il percorso per i più grandi è stato studiato praticamente, il primo giorno facciamo da Passo Promollo, no, da Passo Montecroce Comelico a Malgadinas. Da lì poi arriveremo al Calvi, il terzo giorno dal Calvi al Lambertenghi e il quarto giorno finale, passando per lo Spinotti e la scaletta, arriviamo al Passo Montecroce. Il Passo Montecroce Carnico. Esatto. Ecco, avete visto proprio delle immagini, avevamo a disposizione qualche immagine di questa traversata, i rifugi, il Calvi, il Lambertenghi, il Marinelli, sono proprio quelli che avete visto in queste immagini. La seconda parte invece, eccola qua, dal Passo di Montecroce. Passo Montecroce, probabilmente faremo la prima tappa, ci fermeremo alla casera Pramosio, sì. E poi andremo al rifugio austriaco Steinwender, Zollner Hütte. Al Zollner Hütte, sì, esatto. Il lago Zollner, che lo vediamo e il terzo giorno probabilmente ci fermeremo, cioè facendo un giro probabilmente sotto la cresta di Hype, ci fermeremo a Passo Lanza. Non credo che sia il caso proprio di portarli a fare... Sì, è troppo lunga, purtroppo quella zona lì non è tanto coperta a livello di punti d'appoggio, insomma, mancando anche il rifugio Fabiani, sì, è un po' difficile riuscire a fare dei percorsi, magari con bambini, insomma, che hanno 9-11 anni, ecco, diventano un po' troppo stressanti, troppo lunghi. Sì, è vero, hai detto bene, sì, in quella zona lì, una volta passata Maga Pramosio, poi per andare oltre fino a Cason di Lanza... Sì, sei obbligato a passare il confine, insomma, andare in un rifugio austriaco. Andare nei rifugi austriaci. Non è che non sia d'accordo, ma diciamo che è questo un po'... E poi gli itinerari si allungano forzatamente, no? Diventano impegnativi. Ecco, nelle immagini che state vedendo i monti di Lanza, era la creta di Lanza, quella che vedevamo un istante fa, e il lago di Pramollo. Ne abbiamo parlato proprio la scorsa settimana a proposito della salita al Monte Corona, e questa è Pontebba, vista proprio dal Monte Brizia, dalla cima che domina. Sì, l'intenzione era appunto di giungere fino a scendere giù fino a Pontebba. Sì, però devo un po' rivedere le cose, insomma, ho fatto un po' di conti e sì, è molto impegnativo anche per i ragazzi. Va bene, allora grazie intanto al Calvi Ravascleto per questa vostra... Grazie a voi per l'ospitalità. Per questa vostra partecipazione, ci avete raccontato qualcosa un po' sull'alpinismo giovanile, magari torneremo ancora a parlare di questi argomenti. L'appuntamento con la montagna friulana naturalmente è per venerdì prossimo. Per questa sera è tutto, un cordiale saluto da Ivo Pecile e Sandra Tubaro. Arrivederci. Arrivederci.